che cantano, parlano, soffiano come se fosse evidente, oppure di voci che arrivano da lontano. Benvenuti al premio La Vicella, edizione 2020. Luca Scioli. Buonasera Lucia, benvenuto, grazie per essere qui. Le sue sculture, Sciola, sono oggi esposte in tantissimi musei di tutte le più grandi città del mondo. Renzo Piano le ha chiesto una scultura per il suo auditorium a Roma, una delle sue sculture si trova nel Palazzo del Parlamento Europeo. Ma chi è che ha scoperto, che ha riconosciuto, per meglio dire, il suo talento? Io credo che lo abbia riconosciuto prima di tutto la natura dalla quale io provengo, capito? Poi ci sono stati i termini umani, diciamo così, una mostra alla Rinascente, il nostro Quanti anni aveva? Grande amico Vittorino Fiori con Foiso Fois, con Vascellari, Eulazzeni, il provveditore, questo sono loro che mi hanno preso per i capelli dalla campagna. Quanti anni aveva lei, Pinuccio? Avevo 19 anni allora, 18 anni avevo, quindi c'è stato un iter normale di studi che però comunque dai giri da Firenze all'Accademia Internazionale Salisburgo, in giro per il mondo, e posso dirvi che conosco tutte le stazioni d'Europa perché dormivo per terra, però l'indomani il primo di fronte ai musei era sempre Pinuccio Scioli, quindi questo mi ha sempre dato questo grande input di continuare ad andare avanti, a studiare, tornare in Sardegna, attingere dalle mie radici e continuare a girare il mondo, perché il confronto, lo scambio, qual è anche questa bella manifestazione di oggi, è quella che fa crescere l'uomo. Quindi lei diceva prima le città d'arte, poi Salisburgo, poi il Messico, anche il Messico è stata una tappa molto importante per lei. Quindi lei si sente ovviamente un cittadino del mondo. Come concilia questo suo sentirsi cittadino del mondo con l'essere sardo? Non uso la parola sardità perché so che non le piace tanto. No, io non sono molto campanilista, non ho problemi per affermarlo, però ho tali radici che sono quelle che mi sostengono nel confronto con la cultura internazionale. Io credo che noi non dobbiamo per niente essere meno di nessuno e neanche più di altri, che noi siamo con la nostra cultura con la quale ci dobbiamo confrontare continuamente. Pinuccio Sciola, come sapete, ha trasformato San Sperate, il suo paese, in un paese museo, e lo stesso sta facendo adesso con altre città, con altre metropoli del mondo. Perché lei ha scelto proprio San Sperate e soprattutto questa sua utopia oggi si è realizzata, ne è soddisfatto oppure è incompleta? San Sperate, come la Sardegna, io dico quello che è normale, che è come nostra madre. Se siamo nati in Sardegna, la Sardegna è la nostra madre, il nostro paese, a maggior ragione anche di tutti i genitori, di tutti i fratelli, quindi era necessario, naturale che dove sono le mie radici, dove sono le radici dei miei parenti, uno debba operare lì. Avrei potuto fare altro anche altrove, però sono nato a San Sperate e lì sto operando. Lei si sente più scultore, più pittore o musicista? Perché qualcuno adesso la definisce anche musicista. Ma devo dire, così come avete appena ascoltato, ma un attimo, mentre c'è la possibilità di far ascoltare nelle altre cose della pietra, è un'intuizione, che non voglio dire una scoperta perché era già tutto dentro, una intuizione che sta suscitando interessi in tutte le parti del mondo. Chiunque di voi oggi con i media, con internet può cliccare pietre sonore, esistono soltanto quelle che riesco a lavorare io. Quindi la risposta è adesso in questo momento lei si sente più musicista. Sentiamo Pinuccio. Scultore non lo cancellerà nessuno perché la pietra è quella che è radicata. Sentiamo allora insieme le motivazioni della giuria, così Grazie. Sappiamo perché i giurati hanno scelto di premiarla quest'anno. Da poco lo hanno nominato commendatore della Repubblica, ma lui non ha fatto una piega, anzi, per meglio dire, è rimasto di pietra. La pietra, che è il suo elemento naturale, il suo DNA, la sua quintessenza, ci vive dentro, ci gioca, ci sguazza, ne ricava non solo immagini, ma anche parole, suoni e armonie. Formatosi alla scuola di Minguzzi e di Manzù, si è dedicato inizialmente alla pittura, inventando di trasformare i muri del suo paese, San Sperate, in una gigantesca rassegna di murales. L'iniziativa divalse una fama internazionale, tanto da spingere l'UNESCO a mandarlo in Messico a collaborare col più famoso muralista di sempre, David Siqueiros. Le sue ultime creature, le pietre sonore, hanno destato immenso interesse e
prestigiosi riconoscimenti in tutto il mondo. L'architetto Renzo Piano lo ha chiamato a sistemare nel cuore del nuovo auditorium della musica di Roma. Non lasciatevi ingannare dal suo aspetto, sembra fatto di pietra, ma il suo cuore è d'oro e batte per la Sardegna. Allora chiamiamo adesso Sciola, la persona che le consegnerà la nostra navicella in argento, che è il rettore dell'Università di Sassari, anche membro della giuria, Mastino, Attilio Mastino. Buonasera, benvenuto, buonasera. Pamela, vuoi portare la navicella? Poi credo che il rettore voglia dire anche alcune parole a Pinuccio Sciola, perché si è occupato di San Sperate Paese Museo. Ha scritto, ho letto anche una prefazione che lei ha scritto proprio per Pinuccio. Prego. Prego Pinuccio. E consegniamo così. Grazie. Le pietre di Pinuccio, così come la navicella di Castelsardo, ci rimandano alla profondità della storia della Sardegna, già dall'età preistorica. A casa mia ho delle cose straordinarie che mi sono state regalate dai miei maestri, Giovanna Soggiu, Renata Serra, ma anche Naizza, Giovanni Lilliu, tutti personaggi che in qualche modo hanno così apprezzato, valorizzato, capito Pinuccio Sciola, che innanzitutto è stato il protagonista di una primavera nel 68, la primavera del sorriso, che ha cambiato questo paese di fango, di un paese oscuro del Campidano, che all'improvviso è cambiato, ha condiviso le passioni, i sentimenti, la voglia di nuovo, i colori, perché le case sono diventate tutte bianche, poi hanno iniziato ad avere delle figure, delle immagini, godendo dell'esperienza internazionale, soprattutto messicana, che era stata compiuta da Sciola, che poi oggi vediamo in tutti gli aeroporti, in tutti i musei. Dovunque andiamo troviamo delle cose di Sciola. Lo ammiro moltissimo per questo suo impegno. Ha insegnato all'Università di Sassari quando io ero preside, ha insegnato all'Istituto d'Arte, ha origini contadine, ma ha una cultura alta che abbiamo visto testimoniata anche oggi con questa sua competenza musicale. Veramente a nome della giuria gli farei tantissimi auguri e complimenti per la sua attività, per il suo coraggio anche negli ultimi tempi. Sappiamo che ha lottato contro la malattia, che lo ha dichiarato. Io ho presentato il libro recentemente di Ottavio Lita, che ha fatto un percorso analogo, che lo ha seguito in questi anni. Ho veramente avuto modo di toccare anche il lato umano di un personaggio che ci commuove, ma che veramente sa cambiare la Sardegna. Grazie, grazie rettore. Il microfono può darla a Pamela. Un altro applauso, faccia vedere la navicella d'argento, Pinuccio Sciola, premio per l'edizione 2012. Grazie. Quindi anche quest'anno ci ritroviamo per questa 11ª edizione del premio Navicella. Da 6 siamo qui a Castelsardo, ci ospitano ancora una volta le meravigliose terrazze del Castello dei Doria, e con noi dopo Sciola ci saranno altri nomi illustri, tutti i talenti che ogni anno la giuria sceglie tra i sardi di nascita oppure d'adozione, ognuno naturalmente nel proprio ambito, nell'ambito delle lettere, del cinema, dell'arte, tutti i sardi che hanno portato il nome della nostra isola nel mondo. La navicella è realizzata a mano in argento dall'orafo Bruno Busonera ed è stata già consegnata. Leggo i nomi, sono tantissimi, ne abbiamo scelto soltanto alcuni: a Francesco Cossiga, Piero Marras, Michela Murgia, Paolo Fresu, Elisabetta Canalis, Giovanni Floris, Caterina Murino, Nicola Lecca, Bianca Berlinguer, Ettore Sequi, l'ambasciatore in Afghanistan, e Geppi Cucciari. E ogni anno la giuria seleziona davvero da tutto il mondo sardi eccellenti, e questo è un lavoro lungo, un lavoro paziente. Ecco perché vorrei citare i giurati e vorrei che voi insomma accompagnaste queste citazioni con un applauso per il loro lavoro. Sono Olimpia Matacena Collini, Franco Cucureddu, Lorenzo Muggianu, Bepi Anziani, Mondino Ibba, Aldo Brigaglia, Sandro Angioni, Tonino Oppes, Attilio Mastinu, Filippo Soggio e Tonino Mulas. Grazie.
E naturalmente è doveroso anche ringraziare le istituzioni che ci sono vicine ogni anno e che ci danno il patrocinio. Prima di tutto ringraziamo il comune di Castelsardo che organizza questo evento e che ci ospita, come vi ho detto, e poi ancora, sempre per il patrocinio, il Ministero della Difesa, l'assessorato regionale al turismo, la Camera di Commercio del Nord Sardegna. Degli sponsor parleremo più avanti. Facciamo anche a loro un applauso. Nei suoi 74 anni di vita del mondo ha visto davvero tanto, viaggiando in lungo e largo come funzionario internazionale dell'Ocse di Parigi, dagli Stati Uniti alla Turchia al sud-est asiatico. Dal 2008 è sindaco della perla della Costa Azzurra, Saint-Tropez. È sempre andato fierissimo delle sue origini sarde e che gli arrivano dal padre Giustino, nato 40 anni prima di lui in un piccolo paese della Marmilla. Jean-Pierre Touvery. Buonasera Jean-Pierre. Benvenuto anche a lei, venga qua al centro del palco, buonasera. Buonasera. Diciamo anzitutto che il paese di origine di suo padre era Collinas, sì. È vero? Sì, vero. Suo padre a un certo momento, dopo aver combattuto nelle fila della Brigata Sassari, aver combattuto la famosa battaglia dei Tremonti, Sì. Ha deciso di partire in Francia, immagino per cercare lavoro, Jean-Pierre. Sì, è partito per ragioni economici e politici, perché era l'inizio del fascismo, ci incominciavano a essere dei scioperi, quindi c'era un po' di agitazione sociale e ha deciso di andare in Francia. E che lavoro ha fatto? Che lavori ha fatto? Quando è arrivato ha fatto diversi lavori, è stato minatore per un anno, poi ha preso una laurea per guidare le macchine, poi ha guidato camion e poi è arrivato a Saint-Tropez nel 1927 e ha incontrato una discendente di Napoleone Bonaparte. Una discendente di Napoleone Bonaparte, la principessa Giorgio di Grecia, che era sposato con il figlio del re di Grecia, il principe Giorgio di Grecia, che era il cugino del zar Nicola II. Quindi insomma tanta storia. E lì è rimasto, poi insomma siete nato lei a Sì, Saint-Tropez? sono nato a Saint-Tropez e mia sorella anche è nata a Saint-Tropez, sì. E Jean-Pierre Touvery ha studiato a Parigi scienze politiche, economia, lui è un economista come formazione, e è entrato a lavorare all'Ocse, lì dove ha trascorso oltre 40 anni e ha girato davvero in tutto il mondo. Queste sono state delle esperienze straordinarie per lei. Sì, ho lavorato, sono rientrato all'Ocse prima, quando dopo mi essere laureato ho vinto una borsa Fulbright per gli Stati Uniti, quindi ho studiato un anno e mezzo a Berkeley, e quando sono tornato era la fine della guerra di Algeria, quindi invece di fare il mio servizio militare sono stato mandato in Turchia, dove ho insegnato per 2 anni l'economia all'Università Tecnica del Medio Oriente a Ankara. E poi da lì, insomma, e poi tante da là altre sono parti rientrato all'Ocse, dove ho fatto la mia carriera. Ho incominciato come giovane amministratore, poi sono diventato capo di divisione, poi sottodirettore, e ho finito come direttore di un centro di cooperazione con i paesi del blocco sovietico, emergenti. E poi i paesi emergenti. Ecco, sì. Veniamo invece al 2008, perché lei dal 2008, abbiamo detto, è sindaco della perla della Costa Azzurra. La crisi l'avete sentita quest'anno? Non troppo, però Saint-Tropez è stato felice per gli ultimi 3 anni di non aver sentito troppo la crisi. Però, qual è il vostro segreto, sindaco? Così noi cerchiamo di ispirarci, perché noi qualche problemino l'abbiamo avuto. È la notorietà di Saint-Tropez, quindi ci sono nuovi arrivati, ci sono russi adesso, ci sono anche
turisti di Brasile, del Brasile. Quindi un turismo d'élite che comunque turismo di elite, regge, continua ad andare bene. Continua ad andare bene, non si sa cosa si passerà l'anno prossimo, ma fino adesso è andato abbastanza bene. Sì. E l'ultima domanda che riguarda i rapporti col suo paese, con Collinas. Lei continua, comunque è venuto diverse volte in Sardegna e continua ad avere insomma legami e rapporti con i suoi parenti di Collinas? Sì, ho cugini a Collinas, non li vedo spesso perché ero molto impegnato prima. Adesso potrà venire più spesso magari in Sardegna. Anche a Saint-Tropez c'è molto lavoro da fare, quindi... Bene, Jean-Pierre, sentiamo anche per lei dalla voce di Marco Spiga le motivazioni della giuria. Sentiamo perché la giuria ha deciso di assegnarle la navicella. Jean-Pierre Touvery è nato a Saint-Tropez, ma il cognome non tradisce, le origini sono indiscutibilmente sarde. Suo padre, emigrato negli anni 20 dalla Marmilla dopo aver partecipato alla Grande Guerra nelle file della Brigata Sassari, finì a fare il giardiniere in una delle primissime ville della Costa Azzurra, proprietà della nipote di Napoleone, Maria Bonaparte. E là mise radici e famiglia fino alla morte, avvenuta alla bella età di 109 anni. Louis Jean-Pierre, laureatosi a Parigi prima in scienze politiche e poi in economia, ha intrapreso giovanissimo una carriera di funzionario internazionale presso l'Ocse a Parigi, che lo ha portato in giro per tutto il mondo, Stati Uniti, Turchia e diversi paesi dell'est asiatico, dove ha diretto il Centro per la cooperazione con i paesi del Patto di Varsavia e quelli emergenti. Tornato a Saint-Tropez si è dato alla politica e nel 2008 è stato eletto sindaco della città simbolo del jet set internazionale. Nel paese d'origine, Collinas, conserva e coltiva parenti, amicizie e il ricordo vivo del padre. Premio Navicella Sardegna 2012, Jean-Pierre Touvery. Tra l'altro in questi giorni abbiamo scoperto quante personalità di spicco arrivano da Saint-Tropez e ci diceva il signor Jean-Pierre, guardate che Saint-Tropez non è solo Brigitte Bardot, ce lo ripeteva continuamente e ci ha elencato una lunga serie di persone davvero importanti che arrivano da Saint-Tropez. Chiamiamo allora per premiarla, per consegnarle la navicella, il sindaco di Castelsardo, Matteo Santoni. Prego sindaco. Benvenuto. Vuole dire prima due cose? Sì, Marco Spiga ha sicuramente delineato la figura di Jean-Pierre che io ho avuto modo di conoscere e di apprezzare questi giorni. Ci siamo visti, abbiamo passato una giornata molto intensa, soprattutto stamattina insieme. E devo dire che oltre a tutti i meriti che sono stati elencati, merita il premio Navicella Sardegna per il cuore che ha dimostrato stamattina quando siamo andati alla Brigata Sassari, dove abbiamo visitato il museo della Brigata, e devo dire sia lui sia io da ex sassarino, alla fine quando ci è stato consegnato lo stemma della gloriosa Brigata, lui sicuramente per motivi legati ad affetti personali c'è caduta qualche lacrimuccia, quindi sicuramente c'è non solo diciamo tutto quello che ha fatto sì che che ha fatto diventare appunto Jean-Pierre Touvery una grande personalità, c'è soprattutto il cuore della Sardegna dentro di lui, quindi ben meritato il primo Navicella Sardegna. Prego, la consegna, lo mostriamo al pubblico, ecco qua, premio Navicella Sardegna a Jean-Pierre Touvery. Grazie ancora, complimenti, grazie anche a lei sindaco. Un ultimo saluto, grazie ancora a voi. Grazie tante Matteo. Grazie Jean-Pierre, grazie. Prego, si può accomodare. Abbiamo fatto già alcuni ringraziamenti all'inizio della serata, ma ce ne sono altri doverosi, naturalmente ai nostri sponsor che ogni anno ci danno la possibilità di premiare i talenti della Sardegna sparsi per il mondo. E grazie quindi ad Asciona Agua, a Bruno Busonera, Orafo in Cagliari, e a Cosmorama. E altri ringraziamenti faccio io a Max Mara Cagliari per il mio abito e a Antos Pietredure per i miei gioielli. Facciamo un applauso ai nostri sponsor.
Da un liceo cagliaritano alla Stanford University, fucina di premi Nobel. Lei è una scienziata che indaga la materia oscura, quella di cui è fatto l'universo, quella che c'è ma non si vede. La sfida è scoprire uno strumento che la renda finalmente visibile ai nostri occhi. Con grande piacere chiamiamo Simona Murgia. Buonasera Simona. Benvenuta. Buonasera. Si è ripresa dal viaggio? Sì. Arriva dalla California, il jet Sì, lag, tutto a posto? No, ancora no. Ci vuole ancora qualche giorno per riprendersi. Iniziamo io dicevo prima, lei indaga la materia oscura e cerca lo strumento per trovarla. Questo strumento, Simona, sono i raggi gamma. Ci può spiegare naturalmente per noi poveri profani che cosa sono, come sono nati questi raggi gamma, che forma hanno? Allora, i raggi gamma fanno parte dello spettro delle onde elettromagnetiche che vanno dalle onde radio alle microonde alla luce visibile che ovviamente conosciamo tutti. Ecco, già sentiamo microonde, c'è una certa familiarità. Esatto. E poi arriviamo sino alle energie più alte, lì troviamo i raggi gamma, che sono queste onde elettromagnetiche con le lunghezze d'onda più piccoline che corrispondono alle energie più elevate. E i raggi gamma li troviamo in moltissimi fenomeni fisici e sono molto importanti nel campo dell'astrofisica. Ecco, voi siete convinti che attraverso i raggi gamma si possa vedere la materia oscura. L'avete vista finora? Purtroppo ancora no. La state cercando? Sì, la stiamo cercando. La materia oscura, come forse tante persone sanno, costituisce l'80% della materia in tutto l'universo. Il 20% è quello che conosciamo noi, i protoni, i neutroni, gli elettroni che si mettono insieme e formano tutti gli elementi che conosciamo, le stelle, i pianeti, le persone e tutto quanto. Quindi la stragrande maggioranza della materia nell'universo non sappiamo ancora di cosa è fatta. Ovviamente ci sono delle teorie che sono state proposte e dicono magari questa materia oscura è fatta di particelle che ancora non conosciamo e che interagendo tra di loro producono delle cose che conosciamo come i raggi gamma. Quindi questo studio non è terminato, insomma continuerà. Certo, questo studio sta continuando. Conoscere la struttura dell'universo, a quali altri mondi apre, a quali altre prospettive? Ad esempio ci sono delle applicazioni pratiche? Allora, per questo tipo di ricerca fondamentale, quello di cui mi occupo io, delle applicazioni immediate non ci sono, però come ci insegna la storia, tante scoperte che inizialmente non avevano nessuna utilità, poi ovviamente hanno trovato un utilizzo pratico. Ne posso elencare tantissime, ma faccio solo pochi esempi. Per esempio l'elettricità, e ovviamente il mondo oggi sarebbe impensabile senza l'elettricità, o anche tecnologie che vengono sviluppate quando si fa questo tipo di ricerca fondamentale, come per esempio internet, che è d'uso, insomma, lo usiamo tutti i giorni. Comunque, ovviamente in questo periodi di crisi economica è naturale farsi questa domanda, investire in questo tipo di ricerca. Sì. Però bisogna anche ricordarsi che la curiosità è molto importante ed è quello che ci spinge muove come il mondo, no? Il genere motore umano e è anche una forza motrice per il progredire, progresso. per andare avanti, certamente. Certo. Allora sentiamo insieme da Marco Spiga le motivazioni della giuria anche per lei. Dal seno materno pare abbia succhiato non il latte come tutti i mortali, ma direttamente la via lattea. Studia al Pacinotti, laurea in fisica all'Università di Cagliari, da piccola voleva fare l'astronauta, ma poi si è accontentata dell'astrofisica. Per lavorare ai massimi livelli è approdata prima all'Università del Michigan e poi in California alla Stanford University, tradizionale fucina di premi Nobel. Sposata con un fisico canadese esperto di raggi gamma, ha battuto il marito sul suo stesso terreno. Ha scoperto nell'universo 2 enormi bolle di raggi gamma con un'estensione pari a 25.000 anni luce, che nessuno aveva mai
osservato prima e che hanno aperto nuovi orizzonti di ricerca nel campo dell'astrofisica. Legatissima alla Sardegna, ci torna 2 o 3 volte all'anno, appassionata di mare, pratica nuoto, vela, surf nella baia californiana, e se pensate che gli astrofisici siano persone tutte telescopio e laboratorio, sarete subito smentiti se andate a guardarla mentre si esibisce nel tango o nella salsa. Di tornare a lavorare in patria per il momento non ci pensa nemmeno, il mondo accademico italiano è lontano anni luce. Premio Navicella Sardegna 2012 Simona Murgia. La nostra giuria si è sbizzarrita. Sì. Allora, chiamiamo anche per lei la persona che le consegnerà il premio, che è il direttore marittimo del Nord Sardegna, il capitano di vascello Nunzio Martello. Comandante, buonasera, benvenuto, anche a lei. Buonasera. Grazie. Ecco, se prende il microfono, prima della consegna, Pamela, della navicella, approfitto della presenza di un esponente delle nostre forze armate per la commemorazione di un evento importante per la nostra storia, l'affondamento della corazzata Roma, fiore all'occhiello della Regia Marina Italiana, il 9 settembre del 1943. Ma quest'anno con ogni anno questo evento viene ricordato, ma quest'anno con un qualcosa in più, è giusto, comandante? Perché sì, qualcosa in più, perché finalmente abbiamo ritrovato proprio il relitto in fondo al mare della corazzata a Roma. È qua di fronte a noi. Esatto, è qua di fronte a noi e possiamo veramente in questo momento dare onore, come fino all'altronde abbiamo dato fino ad ora, anche ai nostri caduti, che sono stati tanti, sono stati circa 1650 persone che sono marinai, che sono morti nella corazzata a Roma. Però vorrei un attimino avvicinare la corazzata a Roma anche a quello che è il momento che stiamo vivendo, perché il momento che stiamo vivendo è il momento in cui i rappresentanti, coloro che sono nati in Sardegna, si sono portati avanti nel mondo. In questo momento invece la corazzata a Roma ha un significato molto importante, perché in quel momento era la flotta di battaglia che è uscita da Spezia e stava andando verso Maddalena. Era il momento in cui la nostra Italia metteva sul piatto della bilancia nei confronti degli alleati quello che di più prezioso aveva in quel momento, che era appunto la flotta di battaglia. Quindi l'ammiraglio comandante, l'ammiraglio Bergamini, nell'accettare di andare verso gli alleati, rinunciava a quello che per noi militari, per noi marinai, è la cosa più importante, cioè che è quello di morire oppure fare l'autoaffondamento delle navi. Rinunciando a questo autoaffondamento, l'ammiraglio Bergamini ha permesso all'Italia di entrare a pieno titolo come alleata anche degli inglesi e quindi degli alleati, per cui è stato un momento di orgoglio del militare, che toglie il suo massimo sacrificio, che è il sacrificio della vita, alla ragione di Stato. E questa simbologia, questo unire il premio Navicella Sardegna 2012 alla presenza dell'avvenimento che noi faremo lunedì della corazzata a Roma, significa appunto far sì che per gli ideali superiori che ognuno deve fare, veramente poi si riesce a rinunciare a una parte di se stessi, si riesce veramente a guardare al futuro delle generazioni, come d'altronde al futuro di questa Sardegna. Della Sardegna parla anche la professoressa Murgia quando va in America. Però certamente. Io vorrei ricordarle però una cosa: non si dimentichi mai di essere sarda, di essere italiana, perché abbiamo tanto bisogno di gente che porta avanti l'italianità, che porta avanti veramente l'orgoglio di essere italiani nel mondo. Ma credo che la professoressa Murgia lo faccia benissimo e noi la ringraziamo per questo, e per questo oggi la premiamo. Prego, comandante, può consegnare la navicella in argento. Auguri a nome di tutti quanti, veramente. Grazie. Facciamo un applauso a Simona Murgia. Ecco qua la navicella tutta in argento per lei. Grazie ancora per essere stata qua con noi. Grazie comandante, grazie.
prossimo premiato è un illustre chirurgo cagliaritano che da 42 anni opera a Milano, docente di chirurgia vascolare presso l'Università di Milano, appassionato di arte e di musica, sardo di mare e di montagna. Giovanni Battista Agus. Buonasera professore. Benvenuto anche a lei. Iniziamo da Cagliari, perché lei si è laureato a Cagliari. È la mia città anche. Che tempi erano? Altri tempi? È certamente un'emozione essere qui e ricordare appunto questo momento in cui avevo degli amici che ho tuttora carissimi, sia nel mio mondo di familiarità eccetera, ma sia in particolare in quell'università che mi ha formato, perché stiamo parlando di professione e io mi sono laureato a Cagliari, mi sono formato con una eccezionale schiera di professori e una classe, la chiamo così, non corso di laurea perché adesso sono quasi come fosse un liceo. Esatto, eravamo una quarantina quando mi sono laureato io negli anni 60, seconda metà degli anni 60, avevamo quasi una classe, una quarantina, quindi affezionatissimi l'uno all'altro, con professori con cui si aveva una confidenza e di cui tra l'altro ho avuto il privilegio con alcuni di questi di diventare collega a Milano, diventando giovane professore. Citerò il professor Luigi Cattaneo, eminente anatomico, il professor Dioguardi, mai dimenticato a Cagliari nel suo passaggio. Professore, lei svolge la sua attività un po' in tutti i settori della patologia vascolare, certo. Arteriosa, venosa e linfatica, sì. Ma in particolare lei ha contribuito ad introdurre e a sviluppare in Italia 2 metodiche che possiamo definire rivoluzionarie. Ci vuol dire cosa consistono? Sì, lo farò volentieri, anche se non è certo il luogo e momento di una lezione di chirurgia. Farò 2 o 3 esempi, se mi è permesso, ma rapidi. Il primo risale ai primi anni '80, in cui insieme a uno dei miei maestri, il professor Agrifoglio, abbiamo veramente avuto il privilegio di introdurre una tecnica che semplificava e rendeva più sicuro ai pazienti la chirurgia arteriosa sulla carotide. Quindi parliamo di una patologia altamente pericolosa, causa di ictus, la patologia carotidea. Ebbene, abbiamo introdotto l'anestesia locoregionale che portava ad operare il paziente potendogli parlare, mentre sino a quel momento si faceva solamente un'anestesia generale. Questo è un esempio, ad esempio, che ritengo per me molto significativo e un grande onore aver contribuito a questa introduzione dell'anestesia locoregionale. In campo venoso, che numericamente è sicuramente vastissimo, perché chi è che non sa che ci sono le malattie delle vene, anzi ci sono moltissimi aneddoti e modi di dire sulle vene, sul sangue nelle vene eccetera, su cui non mi soffermerò. Bene, è più recente, nell'ultimo 10-12 anni ho avuto occasione di sviluppare il laser nel trattamento della malattia venosa cronica, segnatamente, per esempio, perché tutti le conoscono, per le vene varicose. Professore, al di là della sua passione evidente per la scienza e per la medicina, invece lei ha tante altre passioni extra, ad esempio sci, alpinismo, trekking, arrampicata e tra l'altro leggevo che grazie a queste passioni che ovviamente il professore ha appreso ovviamente nel freddo del nord Italia, ha potuto scoprire anche degli angoli nuovi della Sardegna che non conosceva, proprio scalando. Certo. Di tutta Sugorropu, la Golina di Tiscali. Sicuramente, molte montagne, anche se arrampico direi discretamente sino al 6° grado. Purtroppo la Sardegna l'ho scoperta che va dal 7° al 9° grado, è incredibile la difficoltà delle vie sarde. Sì, l'amore per la Sardegna rimane, anche se da sardo montano o montanaro, però sono stato confortato proprio in questi giorni negli ultimi giorni, nella lettura dell'ultimo libro di Marcello Fois, che mi consola su questo mio dualismo sardo marino, sardo montano. Ebbene, Fois descrive molto bene come la Sardegna sia senza duplicità, perché c'è il mare e la terra, la sabbia e la roccia, e addirittura in maniera estremamente poetica, che mi ha esaltato, scusate, descrive questo volare dei gabbiani
pari paralleli alle poiane, oppure in campo vegetale il ginepro che cresce vicino all'abete. La Sardegna è un microcosmo. Quindi... Possiamo dirlo perché Marcello Foix tra l'altro è arrivato terzo al primo Campiello, quindi giustamente sì, grande è rimasto grande libro questo da leggere. Professore, prima di sentire le motivazioni della giuria, qui a Castelsalvo ho portato il costume da bagno o le corde d'arrampicata? Allora, mi ero posto il problema, porto le scarpette da arrampicata, e qui c'è da arrampicare qui sotto, una bellissima corda doppia tra l'altro, oppure le scarpe da corsa, perché sono anche runner. No, ho scelto il costume da bagno perché la spiaggia è impossibile, di fronte. l'odore di mare qui. Sentiamo allora le motivazioni della giuria anche per lei. Giovanni Battista Agus, casteddaio purosangue, laureato in medicina all'Università di Cagliari, si è formato alla scuola del professor Rocca Rossetti e si è dedicato poi all'angiologia e alla patologia vascolare fino a diventarne un luminare internazionale. Direttore dell'Istituto di Angiologia e Chirurgia Vascolare dell'Università di Milano e presidente del Comitato Nazionale di Bioetica, membro di numerose società scientifiche italiane e internazionali e direttore di importanti riviste mediche. Ha fondato la sezione lombarda della Società Italiana di Angiologia e Patologia Vascolare, la Società Italiana di Flebolinfologia, la Fondazione Muscati di Milano, con cui opera nel campo dell'assistenza all'anziano, in collaborazione con la Cina, l'associazione Liconi Project, che svolge aiuti sanitari e di formazione in Kenya. Appassionato di alpinismo e di trekking, ha scalato le principali montagne del mondo, dal Kilimangiaro alla Patagonia, dalle Dolomiti alla Nuova Zelanda, dagli Appennini alle Ande. Innamorato com'è della Sardegna, sostiene che Sugorroppo e Capocaccia sono difficili e suggestivi da scalare quanto quelle grandi vette. A Milano gli manca solo una cosa, la spiaggia del Poetto, quella d'una volta. Premio Navicella Sardegna 2012, Giovanni Battista Agus. Sono tutte vere queste cose, non rida perché altrimenti sembra che abbiamo inventato, sono tutte vere. Allora, tenga il microfono. Sì, mi hanno portato via i segreti. Allora, visto che l'ha chiamato, l'ha citato, lo chiamiamo per premiarla. Mondino Ibba, che è il presidente dell'Ordine dei Medici di Cagliari e anche membro della giuria. Eccolo che arriva e quindi ha premiato suo padre e adesso premia anche lei. Un onore. Buonasera, benvenuto. Grazie. Pamela nel frattempo si può avvicinare con la navicella, così la consegniamo al professor Agus. Eccola. Devo solo... Come vuole, può anche dire qualcosa. No, io volevo brevemente dire che noi dobbiamo tutti un ringraziamento profondo a Giovanni Agus, perché nell'arco di questi anni lui è stato in più occasioni un punto di riferimento per tutti noi che avevamo difficoltà e problemi a risolvere i casi difficili con i pazienti vascolari. Questo è secondo me la cosa più importante che lega Giovanni Agus alla Sardegna e a Cagliari in maniera particolare. Perché la seconda cosa è che oltre che fare il chirurgo e oltre che dirigere una clinica, Giovanni Agus è un medico che ha grandi capacità didattiche e di formazione di specialisti. E anche questo non è un fatto di poco conto. Anche perché, rettore Mastino, non tutti gli universitari hanno questa dote, hanno questa vocazione. Giovanni Agus ce l'ha. La terza e ultima cosa che mi fa piacere dire è che quando abbiamo premiato Ignazio non potevo minimamente prevedere che avrei avuto l'opportunità e la felicità di premiare anche te con questa bella manifestazione. Grazie. Consegna del premio, professore, lo faccia vedere al pubblico, una vicella in argento. Grazie ancora, grazie e complimenti. Grazie a Mondino Ibba, grazie.
Li avete sentiti all'inizio della serata e non li avevo presentati. Sono la P Clarinet Band, l'ensemble diretta dal maestro Antonio Puglia. Si tratta di 14 musicisti, alcuni sono molto giovani e provengono dal Conservatorio di Sassari. Con precisione, abilità e frequenti slanci di virtuosismo sono capaci di amplificare le caratteristiche tecniche e comunicative dei clarinetti. Il loro repertorio è vario, che spazia dai brani d'opera, quelli più celebri, alla musica da camera, quella leggera, fino alla musica jazz. La AP Clarinet Band dirige il maestro Antonio Puglia. Ragazzi, non ho speranza, questa qui è Wonder Woman. Le 10 regole per farla innamorare. Tuo padre è qui per insegnartele. When I'm walking down the street, I call your name. Inside my head, I go insane. Don't you know that it's really making me crazy? Il cacciatore deve conoscere la sua preda. Altezza? 1,70. Ma una un po' più accessibile? No, Harpastum, Soul, Cottabos, Trigon, Tlactli, Cuiu, Knatkleir, Pulverulentus e Kemari. Auguri! Buon compleanno! Buon compleanno, ma guardate come li porta bene! Seguimi! Facciamo 2 giri stasera, così ci divertiamo un po'. Enrica Pintore. Buonasera Enrica. Quando poco più che adolescente ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo, aveva un sogno. Buonasera Enrica. Buonasera il cinema, a tutti. E lo ha realizzato. Sì, finalmente. Oddio, diciamo che ho iniziato perché mi sento proprio ancora al primo gradino, ecco. Il film di Enrica è uscito di recente, prima dell'estate. Sì, a marzo. È un film di Bortone, di Cristiano Bortone, con Salemme, con Guglielmo Scilla. E Enrica ha avuto la parte da protagonista. Sì. Ci racconti un po' del suo personaggio, Stefania? Sì, Stefania. Ma guarda, in realtà avevamo parecchie cose in comune, nel senso che il regista Cristiano appena mi ha visto, io avevo già intuito insomma che il provino era andato bene
come non si dice mai per scaramanzia, però in effetti ho visto che già insomma c'era un feeling tra di noi. Sì, infatti cercavo una ragazza solare, un viso pulito, insomma varie cose che aveva anche la protagonista, un po' secchiona, io lo ero, sportiva, atletica, dinamica. L'unica cosa che Stefania, vabbè, era un po' troppo perfetta e quindi diciamo quasi impossibile essere come lei. Però com'è stato fare cinema, Enrica? Ma guarda, il passaggio dalla televisione al cinema, che è la cosa che ho notato principalmente all'inizio, è stato fantastico, perché ovviamente il cinema rimane il mio sogno, lo era già da prima, però non mi aspettavo di raggiungerlo così, non facilmente, ma così in fretta. Cioè, finita un'esperienza televisiva, non pensavo con questo provino. Possiamo dire la sua età o la tua età, ci diamo del tu? Sì, sì. Possiamo dire la tua età? Certo, adesso ne ho 26. E vabbè, l'anno scorso insomma 25 quando ho fatto il provino. Quindi insomma una parte da protagonista a 26 anni. No, non me l'aspettavo, no, vi giuro. E quindi è stato fantastico. E poi il cinema è magia, è finzione, è proprio un'altra cosa, è un lavoro un po' più intenso che fai su te stessa, non è proprio un rapporto diretto col pubblico come in televisione. Ecco, tu hai mosso, abbiamo detto, poco più che adolescente, avevi 17 anni, sì. I primi passi nel mondo dello spettacolo con Miss Italia, che è un concorso che ha dato a molte ragazze, da molte ragazze che sì. hanno talento, ovviamente non a tutte la possibilità di continuare, ma Enrica non si è fermata a questo, perché ha studiato, si è laureata, ha studiato lingue, addirittura anche arabo. Sì, mi sono sempre piaciute le cose. Per questo hai detto sono secchiona? Sì. Sì, vabbè, non solo per questo, andavo già bene quando studiavo qui al liceo a Nuoro. È iniziato un po' tutto per gioco, veramente, perché ringrazio innanzitutto Michela Giangrasso, che so che da Cagliari ci seguirà sicuramente, che è l'organizzatrice del concorso di Miss Italia qui in Sardegna. Io appunto ero minorenne quando ho iniziato e ho avuto sicuramente la mia famiglia tanto alle spalle, e, insomma mi seguivano sempre, però anche lei mi ha aiutato tanto. Mi ha detto guarda che veramente può aprirti le porte, però sinceramente dico la verità, non mi interessava, perché ero così fissata con lo studio che pensavo solo all'università, e invece poi ho vinto la fascia nazionale, contratto con la Cotonella per un anno, sono uscita fuori dalla Sardegna, che per un isolano veramente è difficile, e da lì è iniziato tutto, insomma. Hai spiccato il volo, ma sì. Il cinema è proprio quello che tu vuoi fare, è deciso? Vuoi fare cinema? Ma guarda, io ho tanti sogni nel cassetto, in realtà mi piacciono tante cose, tante passioni, e penso di essere ancora all'inizio, tantissime non le ho ancora provate e spesso cambio anche idea. Il cinema mi piace e io dico che spero di poter continuarlo a fare, perché anche solo prepararmi per un provino mi dà emozione, insomma mi dedico a tutto quello che faccio, mi piace tanto, speriamo. Tu Enrica sei di Ottana, so che torni davvero spessissimo, è un paese che ha molti amici ancora. Sì, io mi ricordo quando ho iniziato questo lavoro, ovviamente mi aiutava anche a campare durante l'università, e appena insomma andava bene qualche provino, anche solo per fare un catalogo di moda, io mi ricordo che ero contenta perché potevo pagarmi il volo per rientrare in Sardegna. Ho iniziato veramente a Firenze, dove ho studiato, a rientrare ogni 15 giorni. Poi mia mamma mi ha detto un attimo, stai calma, cioè se no tanto vale che abbiamo cercato casa a Firenze, sei sempre qua a casa nostra. E quindi da 15 giorni è passato un mese, adesso posso dire che rientro 5 volte all'anno. Sentiamo Enrica le motivazioni della giuria. Ok. Nata a Nuoro ma cresciuta a Ottana, dove torna ogni volta che può. A gennaio è stata vista in paese per la festa dei fuochi di Sant'Antonio. Si è esibita in pubblico fin da giovanissima, sfilando per lo stilista di Orani Paolo Modolo. Il salto nel mondo dello spettacolo l'ha iniziato a 17 anni, quando è arrivata in finale al concorso di Miss Italia. Da lì ha percorso una carriera che l'ha portata velocemente a recitare in fiction televisive, tra cui Don Matteo, I Cesaroni, in numerosi spot pubblicitari, in teatro, al cinema. L'ultimo film, nel quale recita da protagonista, 10 regole per fare innamorare, ha fatto innamorare di lei mezza Italia. Nel frattempo non solo non si è montata la testa, ma anzi si è proficuamente dedicata a seguire corsi di dizione, di recitazione, a laurearsi in lingue all'Università di Firenze, con specializzazione in inglese e in arabo. Le fortunate doti naturali unite alla tenacia nello studio e nel lavoro sono gli ingredienti di una ricetta destinata a portarla lontano. Premio Navicella Sardegna 2012, Enrica Pintore. Grazie mille. Per consegnartelo, Enrica, chiamiamo l'assessore ai grandi eventi del comune di Castelsardo, Daniele Gazzano.
Beh, io colgo l'occasione, a Certo. parte nel fare i complimenti ai personaggi illustri che hai presentato prima di me e poi soprattutto alla giuria per avermi scelto in mezzo a questi personaggi, è veramente un onore per me, grazie mille. Grazie a te per essere qua con noi, Enrica. Pamela, portiamo la nostra navicella anche per Enrica Pintore. Assessore, benvenuto. Ecco la consegna. Premio Navicella Sardegna 2012 ad Enrica Pintore, con un grande in bocca al lupo perché è molto giovane, quindi sentiremo ancora parlare tanto di lei. Grazie. Grazie e complimenti. Grazie Assessore, grazie ancora Enrica. C'est un acteur? Je crois qu'il est sarde. Ah, moi je pensais qu'il était corse. Personne charmante. Ben, je vieillis. C'est tout ce que j'ai à dire. Première question toute bête, parce qu'il y a des prononciations différentes là. Comment ça se prononce? Puzzulu. Puzzulu, donc Ouais. à l'italienne. Ouais, parce que le U c'est où en italien, Voilà. donc Puzzulu. Et donc vous êtes effectivement sarde Mon père est sarde, ma mère est normande. Ouais. Ouais. Je parlerai de Gigi Riva. Gigi Ouais. Riva parce qu'il était considéré comme un sarde, même s'il ne l'était pas. Il a joué au Cagliari longtemps et puis il est encore aujourd'hui meilleur buteur de la squadra. Di padre sardo di nascita francese, cuore franco-sardo. Attore di teatro, di cinema, di televisione, ha lavorato con registi di primo piano nel panorama francese. Nella sua carriera ha ricevuto una lunga sfilza di premi, cui stasera si aggiunge il nostro che già figura nel suo sito ufficiale. Bruno Puzzulu. Bonsoir, bonsoir Bruno, bienvenue. Nous sommes heureux de vous avoir ici ce soir. Merci. Je sais que vous êtes très occupé pendant cette période. Il padre di Bruno è originario di Aido Maggiore. Sì, mio padre. È nato a Aido Maggiore, mentre Bruno e i fratelli sono nati in Normandia, in Francia. Ma Bruno ha un legame davvero speciale con la Sardegna. Vous aviez, Bruno, une liaison très forte avec la Sardaigne. Pourquoi? Pouvez-vous nous l'expliquer? Parce que mon père est venu vivre en France, mais tous les étés on allait en Sardaigne, on allait chez la nonne là, qui faisait son huile, qui faisait ses pâtes, et puis je travaillais avec elle, elle m'apprenait à faire tout ça. Donc depuis l'enfance, tous les étés on les passait en Sardaigne. Ecco, Bruno ha detto che tutte le estati fino più o meno ai 14 anni, 14, insieme alla sua famiglia arrivava ad Aido Maggiore per le vacanze e si ricorda i ricordi della nonna che faceva la pasta, faceva le torte, poi giocava in strada, e questo è, diciamo, il segreto del suo legame con la Sardegna. Ce soir, Bruno, il y a un ami à vous dans le public. Sì. Bruno Fulvio Trogo. Il a un restaurant à Paris, Oui. et vous l'aimez. Oui, Quel est votre plat préféré? Maloretto su alla campinanese. E Fregula? Fregula, anche Fregula. Non c'è bisogno ovviamente. Mais della souvent, traduzione. je vais chez lui le soir et puis devant la carte de la Sardaigne, dans son restaurant, on passe de longs moments aussi à parler de la Sardaigne. Va spessissimo, insomma, da Fulvio e quindi insomma incontra anche altre persone e c'è la cartina della Sardegna proprio quando va lì e lui la vede. Vous avez travaillé, Bruno, avec des grands réalisateurs comme Jean-Luc Godard, François Duperron, Bertrand Tavernier et beaucoup d'autres. C'est qui les réalisateurs qui vous aimez le plus? Vous savez, je crois que il faut éviter de donner. C'est pas une course de vélo. Il n'y a pas un premier, il n'y a pas un deuxième, il n'y a pas un troisième. Et puis on apprend différemment à chaque moment de sa vie.
Donc, lorsque j'ai travaillé avec Tavernier, par exemple, j'avais une vingtaine d'années. Et c'est pas pareil que lorsque j'ai travaillé avec Jean-Luc Godard, où j'avais presque 40 ans. Donc, je crois qu'à tout moment de la vie, on vit des expériences différentes. Mais il est vrai que le plus original, peut-être, c'est certainement Jean-Luc Godard. Oui. Ecco, lui, avete capito, ha detto che il più originale per lui è rimasto Jean-Luc Godard, ma è difficile fare un paragone tra loro perché li ha conosciuti e ha lavorato con loro in età differenti della sua carriera, con uno a 20 anni, con l'altro a 40, quindi comunque insomma è difficile un po' metterli a confronto. Pour vous, c'est mieux le théâtre, la télé ou la musique? Non, vous savez, c'est comme quand on est jeune, on a besoin du papa et de la maman. Moi, j'ai besoin du théâtre et du cinéma, voilà. Dice che così come un bambino ha bisogno del padre e della madre, anche lui ha bisogno del cinema et del teatro, che sono le sue principali occupazioni. Je pense maintenant que vous voulez dire au revoir à quelqu'un et remercier quelqu'un. Oui, je voudrais remercier la région, remercier Monsieur Laconi et tout particulièrement Monsieur Cucureddu pour cette soirée. Excusez-moi, j'aurais aimé parler l'italien, mais je le parle très mal. Però una volta di più la Sardegna fa battere il mio cuore. Grazie. Grazie Bruno, avete capito? Ringrazio la regione, tutte le persone che hanno organizzato questa manifestazione, Franco Cucureddu, insomma tutti i suoi amici. Quand je viens en Sardaigne, j'ai toujours une pensée pour la famille Puzzulu a Idomaggiore e pour la famille Trogu a Dolianova. Quindi lui pensa sempre, quando viene in Sardegna, l'ultima volta era 9 anni fa, è stato, e pensa sempre ovviamente alla sua famiglia, sente sempre la sua famiglia da Idomaggiore e vuole salutare, pensa sempre anche a parenti di Fulvio invece che sono di Dolianova, è giusto? Bene, écoutons maintenant les raisons des jurés. Beh, se il compianto Philippe Noiret ha scritto un libro tutto per lui e con lui, Conversation avec Bruno Puzzulu, vuol dire che la grande fama di attore di cui gode in Francia non è affatto immeritata. Nonostante la giovane età, nel suo curriculum artistico Puzzulu vanta già 33 film, 14 telefilm, 24 pièce teatrali e tra qualche mese, nelle pause tra le varie tournée nei teatri di Parigi e di Marsiglia, inizierà a girare un nuovo film con Michel Piccoli. Ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti per il suo talento d'artista, che non si ferma alla recitazione ma si estende anche al canto, con 2 album già all'attivo. Che sia un sardo che fa onore alla Sardegna lo si può evincere anche dai numerosi messaggi che gli arrivano in continuazione sul blog. I sardi emigrati in Francia e all'estero gli scrivono per dirgli che sono fieri di lui e orgogliosi di essere i suoi compatrioti. Sportivo nato, pratica il calcio, la box, il kickboxing e cintura marrone di karate e cintura nera di taekwondo. Ma ama anche cucinare e tra i suoi piatti preferiti figurano ovviamente quelli sardi. Premio Navicella Sardegna 2012, Bruno Puzzulu. Grazie. Per premiare Bruno chiamiamo Serafina Magia, che è presidente della FASI, che è la federazione che riunisce i circoli sardi in Italia. Buonasera. Eccola, arriva. Lei ovviamente già conosce molto bene Bruno, credo che abbiate fatto anche, buonasera, benvenuto, il viaggio, vero? Fin qua insieme? Abbiamo fatto il viaggio insieme. Lei è il neopresidente, vero? Sì, sono dal mese di ottobre del 2011. Grande piacere conoscerla. Grazie. Ci racconti qualcosa di Bruno? Bruno l'ho incontrato appunto in viaggio, era molto commosso perché vedeva la Sardegna, pensava a suo padre dopo tanti anni e soprattutto era dispiaciuto di non poter avere vicino suo padre, che in questo momento non può muoversi dalla Francia per motivi di salute, che però tutta la famiglia e tutti i suoi fratelli e sua madre sono felicissimi di questo premio. Pamela, la nostra navicella, la consegniamo. Cette petite bateau en argent, c'est pour vous, Bruno? Merci beaucoup. Merci. Premio Navicella Sardegna 2012 a Bruno Puzzulu. Grazie. Grazie. Anche questo, grazie Bruno. Bon retour en France, il microfono a lei. Grazie a Serafina Magia.
forza, fierezza e coraggio. Rossella Urru. Chiudiamo questa 11ª edizione con una bella figura di giovane donna sarda, davvero. Buonasera Rossella, noi la ringraziamo molto per essere qua, sappiamo che insomma, lei è stata invitata a tantissimi impegni e li seleziona, e quindi la ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Le chiedo intanto, è riuscita a riposarsi quest'estate? Sì, diciamo di sì. Ho cercato perlomeno di riposarmi con le persone che mi sono care, anche se poi ho scoperto che molta più gente di quanta non pensassi mi aspettava, e quindi insomma è stata una sorpresa, e da un certo punto di vista diciamo che non mi ero preparata a tanti impegni anche. No, tanti impegni che comunque ho quasi sempre rifiutato, perché adesso preferisco stare in famiglia, sì, in e famiglia, riposare. Come sto sempre. Ci può spiegare, Rossella, qual era il suo lavoro con il popolo sahrawi? In cosa consisteva il suo lavoro di cooperante in Algeria, nei campi vicino a Tindouf? Sì, allora, quindi io lavoro con i campi rifugiati sahrawi dal 2007. Prima lavoravo stando in Italia e spostandomi solo per missioni. Invece dal 2009 mi sono trasferita a vivere lì, e ho vissuto lì per 2 anni e mezzo. Ero responsabile di tutta una serie di progetti di cooperazione che si preoccupavano soprattutto di assistenza sanitaria a madri, insomma alle donne e ai bambini, e poi di aiuti alimentari, nel senso distribuire e ricevere aiuti alimentari, fare controlli di qualità sugli aiuti che arrivano, che non sempre sono di un livello degno. E poi avevamo anche insomma, altri tipi di progetti, per lo più appunto culturali, con giovani, bambini. Appunto io insomma ormai vivevo lì da 2 anni e mezzo, quindi mi occupavo anche di progetti di altri enti, altre persone che avevano bisogno di aiuto, proprio perché non è così facile accedere a questi campi. Poi a ottobre scorso il suo rapimento. In questi 9 mesi di prigionia lei ha temuto per la sua vita, o sapeva comunque che alla fine sarebbe stata liberata? Allora, ovviamente temevo per la mia vita, perché sapevo bene che insomma la posta in gioco era quella. Quindi chiaramente sì, sicuramente all'inizio molto di più. Poi non ero sicura, ecco, di uscire tra virgolette viva, diciamo, dall'esperienza, né indenne. Però ogni giorno ho dovuto credere che fosse così, quindi per me di fatto era così, quindi io ero tra virgolette sicura di uscire, magari tardi, però è qualcosa che insomma mi ha aiutato ad andare avanti, quindi possiamo dire di sì. Veniamo invece a luglio, la sua liberazione. Lei è tornata a casa, è rimasta stupita anche del clamore che questa notizia ha avuto non solo in Sardegna ma in tutta Italia, in tutto il mondo, gli appelli per lei, la vicinanza alla sua famiglia, tanto che lei ancora oggi cerca di ringraziare lei e la sua famiglia. Avete scritto anche una lettera pubblica, perché ovviamente non si può ringraziare tutte le persone una per una. No, infatti non si può, e non saprei neanche come fare. Dico sempre, bisognerebbe farlo uno o per gruppi, in modi diversi, e forse ci saranno tantissime cose, tantissime persone che mi sono state vicine e che io non conosco e non conoscerò mai, e quindi non potrò banalmente ringraziarle. Sicuramente è stata appunto la sorpresa più grande, perché io dico sempre, insomma, scendendo da quell'aereo ho avuto proprio l'impressione, no, di questa presenza forte. Quasi un'ondata che l'ha travolta. Quasi un'ondata che mi ha travolto, che fisicamente era un'ondata per esempio già a Cagliari, però a Roma è stata più... E non bisogna dimenticarsi che insomma io arrivavo da un posto dove diciamo la folla era l'ultima cosa, ecco, che si vedeva. Deserto, quindi è stato... silenzio. Silenzio, tra virgolette. Sì, deserto, sì, comunque ecco, eravamo in pochi. E poi ecco, qui chiaramente
tutta questa gente non me l'aspettavo, è stata una sorpresa, una piacevole sorpresa, però ecco, come dico sempre adesso, io ho cercato di ringraziare tutti, di rincorrere un po' le cose per ringraziare, però credo che sia venuto il momento, tra virgolette, che ognuno ritorni alla sua realtà e si ritrovi, e io ho bisogno di ritrovarmi anche se stessa. Certo. Esatto. E l'ultima domanda, Rossella, lei tornerà a fare cooperazione? Chiaramente sì. So che ci sono tante critiche, ma comunque sì, è una scelta nel senso è un modo di essere, la cooperazione è una scelta di vita che ho già fatto e che non voglio cambiare. Noi sappiamo perfettamente quali sono i rischi del nostro mestiere, così come lo sanno i marinai, così come lo sanno in tanti. E quindi vedremo dove, vedremo come, perché si può fare cooperazioni pure stando in Italia, non è necessario andare in posti diciamo lontani, però sì, sicuramente sì. Ascoltiamo insieme, Rossella, le motivazioni della giuria per il suo premio. La sua vicenda ha fatto il giro del mondo e ha commosso tutti gli animi sensibili. Partita da Samugeo per prestare la sua opera volontaria nelle organizzazioni della cooperazione internazionale, mentre lavorava in Africa è stata rapita da un gruppo di guerriglieri e tenuta prigioniera per 9 lunghi mesi, durante i quali si è temuto per la sua vita, si è trepidato, in attesa di una liberazione che non arrivava mai. Intorno al suo destino si è sviluppata un'intensa e unanime ondata di solidarietà. Non si è trattato solamente, hanno scritto i suoi familiari dopo la liberazione, di gesti simbolici, di marce, di fiaccolate e cortei, non si è trattato solo di lettere, striscioni e appelli, si è trattato di una spinta di umanità nella sua più palpitante vocazione sociale. La vocazione sociale più grande è la sua, è la stessa che appena uscita da quella tremenda vicenda l'ha portata ad affermare che non vedeva l'ora di tornare tra le popolazioni africane, a continuare il lavoro intrapreso. Grazie Rossella. Premio Navicella Sardegna 2012. Rossella Urru. Per consegnarglielo chiamiamo l'assessore al turismo del comune di Castelsardo, Franco Cucureddu. Buonasera, benvenuto. Allora, buonasera. Siamo giunti anche quest'anno. Sì, io devo ringraziare Rossella Urru. Credo tutti noi dobbiamo qualcosa. Perché per 2 ragioni essenzialmente. La prima è perché sul mondo della cooperazione, che molti non conoscevano, molti non conoscono tuttora a fondo, ma che molti giovani sardi fanno, non solo ha acceso i riflettori su un conflitto, quello tra Marocco ed Algeria, ai più sconosciuto, ahimè c'è un popolo sradicato dal proprio territorio, forse un territorio poco accogliente come quello desertico del Sahel, ma era il loro territorio. Purtroppo i confini spesso vengono tracciati sulla base di accordi tra capi di Stato, tra leadership statuali e passano sopra le persone. Ma abbiamo molti conflitti dove operano tantissimi sardi di ONG legate a organizzazioni religiose o organizzazioni laiche. Immagino e penso a ciò che il comune di Castelsardo insieme all'Associazione delle città storiche del Mediterraneo fa in Palestina, dove sono presenti moltissime organizzazioni. Penso agli accordi che abbiamo con le organizzazioni salesiane, dove collaboriamo anche per garantire servizi essenziali, perché Rossella non lo ha detto, ma qui quelle persone vivono sradicate dal loro territorio solo grazie agli aiuti che qualcuno di noi, particolarmente generoso, o con l'impegno concreto, fisico, o spedendo dei beni dà, perché non c'è possibilità di lavorare nel deserto, di avere un territorio. Vivono centinaia di migliaia di persone solo grazie alla generosità di molti di noi. Ecco, io credo di dover dire grazie a Rossella per l'impegno, la passione che ci mette e grazie per aver acceso i riflettori su questo aspetto che molti non conoscono. Però credo che un altro grazie glielo dobbiamo per un'altra ragione, perché attorno alla sua vicenda dolorosissima, finalmente, forse per la prima volta, i sardi si sono uniti. C'è stato un sentimento comune, un sentimento che ha superato le classi sociali, le divisioni politiche, ed è stato un momento unificante che credo che se fossimo più uniti, se i sardi fossero tutti un po' più uniti, credo che avremmo
potremo raggiungere obiettivi importanti anche grazie alle persone come quelle che abbiamo visto anche quest'anno su questo palco, persone così qualificate che danno lustro alla nostra isola. Ecco, io mi auguro che in mezzo alle tantissime esperienze internazionali che Rossella e che coloro che l'hanno preceduta qui sul palco hanno fatto, io credo che nel loro cuore oggi magari ci stia anche un pezzetto della nostra città, un pezzetto di Castelsardo. Grazie. Facciamo arrivare la nostra Pamela con l'ultima navicella d'argento che l'assessore al turismo del comune di Castelsardo consegna a Rossella Urru. La motivazione della giuria per lei? Grazie. Sì, certo. Volevo dire soltanto che ecco, come tutti i premi e le onorificenze che ho ricevuto, le ricevo solo tra virgolette, perché sono dedicate ai cooperanti che come me appunto operano in ogni parte del mondo, sardi e non, e poi perché insomma sono un segno, un simbolo di speranza per tutti quelli che invece ancora non sono usciti dall'incubo da cui sono uscita io, quindi che sono ancora sequestrati in Mali e in altri posti, italiani e non. Grazie Rossella Urru. Chiudiamo quindi questa 11ª edizione della Navicella Sardegna 2012, grazie a Franco Cucuredu. Io vi lascio con l'ultimo brano con la band diretta dal maestro Puglia, con il Brindisi della Traviata. Grazie per essere stati con noi e magari ci rivedremo l'anno prossimo. Buonasera. Thank you.